Braccianti nei vigneti, costretti a vivere ammassati in ambienti e condizioni igieniche precarie dopo il blitz della polizia locale nella Marca tra San Biagio e Macerata, 42 stranieri trovati, tra questi anche clandestini. Si barrica in casa per paura del marito violento che arriva a usare una motosega per scardinare la porta. Terrore nel Veronese, i carabinieri arrestano l'uomo che aveva il divieto di tornare a casa. Il banco vuoto a scuola, la comunità sconvolta e dolore di Abano per la tragica morte della mamma 49enne e della piccola figlia dello schianto della 13 a Ferrara. La piccola Gioia avrebbe compiuto 6 anni la prossima settimana. La morte di Bruno Modenese, l'inchiesta che vede indagati 2 infermieri dell'ospedale civile di Venezia. Ieri sera in Milla a Pellestrina per ricordare l'uomo e chiedere giustizia e dolore di papà e fratello. 361 milioni di euro in più di costi per la Pedemontana Veneta. Il PD Veneto all'attacco, la regione non dia un euro in più per l'opera. Sabato mattina a Campodarsego i funerali di Giovanni Roncato, morto ieri a 81 anni. 50 anni fa aveva fondato l'omonima storica valigeria. Poco più di un mese per mettere in riga i clienti che bestemmiano è il risultato dell'iniziativa del bar di Castello di Godego che multa gli avventori blasfemi. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati in primo piano dunque la cronaca, lavoratori regolari e non, e tra loro 5 stranieri clandestini sul territorio nazionale scoperti a dormire in un immobile a Nerbon di San Biagio di Callalta, siamo nel Trevigiano, braccianti nei vigneti che vivevano in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Presso un'abitazione a Nerbon di San Biagio di Callalta abbiamo trovato la presenza di 26 cittadini stranieri di nazionalità pakistana, afghana ed indiana. 5 di questi sono risultati essere completamente privi di documenti e privi di permesso di soggiorno. 26 tra pakistani, afghani, indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione a 2 piani di via Gorizia a Nerbon, ma anche in garage e in un ex ricovero per animali. Il blitz da parte di 6 agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta all'alba. Italiano, il proprietario della casa, affittata a un soggetto pakistano. 10 sulla carta i residenti, quasi il triplo i soggetti trovati lì a dormire. E abbiamo rilevato anche delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile molto precarie. Pertanto si provvederà anche per la sistemazione poi dell'abitazione e dove cercheremo anche di coinvolgere sia il proprietario che il locatario dell'immobile. I 5 giovani, tutti maggiorenni privi di documenti, sono stati fotosegnalati al comando e poi tramite la questura verranno espulsi dal territorio. Non è la prima volta che la polizia locale verifica le presenze in quell'immobile situato ai confini tra San Biagio e Silea, a pochi passi dalla Treviso Mare e dal casello autostradale di Treviso Sud. Una struttura di transito, di certo un tetto sulla testa anche di lavoratori stranieri con regolare contratto che non hanno o non trovano un alloggio in affitto. Probabilmente si tratta di lavoratori agricoli impegnati proprio nelle campagne della zona. Infatti un mezzo era già stato fermato da una nostra pattuglia alle 5:30 questa mattina di rientro perché aveva già fatto un trasporto di persone verso le campagne dove lavorano. Proprietario di casa e locatario sono stati contattati e si sono impegnati a ripristinare l'immobile dal punto di vista igienico-sanitario. Rischiano al momento sanzioni legate alla mancata denuncia di ospitalità degli stranieri sorpresi in casa, ma ulteriori approfondimenti dovranno chiarire anche se, legati agli occupanti della struttura, si siano verificati casi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o di sfruttamento. Io non posso far altro che complimentarmi con il nostro comando di polizia locale. È stata fondamentale anche la segnalazione da parte dei cittadini e questo fa capire quanto importante sia la collaborazione tra la polizia locale, le forze dell'ordine e anche i cittadini del territorio. Nei giorni scorsi poi la polizia locale di Macerata sul Piave, siamo sempre in provincia di Treviso, ha scoperto in un'abitazione isolata un dormitorio per stranieri con oltre 30 posti letto destinato a lavoratori stagionali impegnati nel settore agricolo. L'edificio poteva ospitare al massimo 6 persone, 16 invece cittadini stranieri identificati all'interno dell'immobile. Il blitz in una mattinata piovosa così da trovare all'interno il maggior numero di persone. Proprietario di casa, un pakistano che ospitava connazionali e indiani. Gli è stata contestata la mancata comunicazione di ospitalità, 16 verbali amministrativi con sanzione complessiva per oltre 5.000 euro, nessun clandestino tra gli stranieri identificati. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte di questura e ispettorato del lavoro.
Ci spostiamo nel Veronese con un uomo che è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio dopo essere intervenuti in un'abitazione della Val di Lasi per soccorrere una donna che si era chiusa in casa per sfuggire al marito violento che per l'ennesima volta in preda ai fumi dell'alcol aveva imbracciato una motosega scardinando la porta d'ingresso chiusa dall'interno dalla consorte. La donna, che da tempo subiva vessazioni e aggressioni, non aveva mai sporto denuncia. L'arresto è avvenuto nella casa familiare, sebbene l'uomo avesse avuto il divieto di farvi ritorno. L'indagato ha tentato di sottrarsi all'arresto azzardando una disperata fuga verso la campagna, ma è stato bloccato dai militari che l'hanno quindi ammanettato e condotto in carcere. La tragedia lungo la A13 è sotto shock la comunità di Abano Terme, dove la notizia della scomparsa di Maria Grazia Forgetta e della figlia Gioia, morta in un incidente ieri pomeriggio, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un tiro incolonnato tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud lungo la A13, un'auto che arriva e non riesce a evitare l'impatto. La tragedia si è consumata in un attimo mercoledì intorno alle 15:40, distruggendo un'intera famiglia. Non ce l'hanno fatta Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e la figlia Gioia, 5 anni appena, morte nello scontro. Illeso il marito che era alla guida. Viveva ad Abano Terme la famiglia. Nella città la notizia si è diffusa rapidamente. Sono ore di profondo dolore per l'intera comunità di Abano Terme, scossa da questo fatto tragico che ha colpito una famiglia di nostri concittadini e a cui si stringe l'intera comunità aponense. Gioia avrebbe compiuto 6 anni la prossima settimana. Dal 13 settembre con i suoi compagni aveva iniziato a frequentare la prima classe nella scuola primaria Edmondo De Amicis di Giarre. Il banco di Gioia oggi è vuoto, difficile per le insegnanti spiegarlo ai bambini. L'amministrazione con l'istituto scolastico sarà di sostegno e di supporto per ogni esigenza che ci verrà segnalata. È nostro dovere essere vicini sia alla famiglia che ai più piccoli, ai bambini che faranno fatica a capire chiaramente questo momento. La famiglia era originaria di Caserta, ma da una decina d'anni si era trasferita nella comunità termale dove era nata la piccola Gioia. Una famiglia che aveva scelto la nostra città, che si stava inserendo, e chiaramente l'attività della scolastica è uno dei migliori strumenti per inserirsi, e quindi chiaramente è una tragedia che colpisce tantissime persone della nostra città e in queste ore stiamo registrando proprio il dolore di un'intera comunità. Restiamo in provincia di Padova. A 5 anni dalla morte, 3 persone sono state rinviate a giudizio per il decesso di Martin Fiore, il bambino di 8 anni investito dallo scuolabus mentre tornava a casa da scuola a San Martino di Lupari. Il direttore dei lavori, il responsabile della polizia locale e il conducente del pulmino sono le 3 persone rinviate a giudizio dal Tribunale di Padova per la morte del piccolo Martin Fior. Era il 20 settembre 2018 quando il bambino, 8 anni, fu investito dallo scuolabus mentre tornava da scuola in bicicletta con la mamma a San Martino di Lupari. A nulla erano valsi disperati tentativi di salvargli la vita. Agli imputati a vario titolo vengono contestate irregolarità nel restringimento di corsia presente all'epoca lungo la strada percorsa dal bambino e l'erroneo posizionamento dei cartelli di segnalazione. L'autista del pulmino è accusato invece di non essersi fermato alla vista del bambino in bici. Il processo si aprirà il 21 novembre 2024. Mentre prosegue l'inchiesta sulla morte di Bruno Modenese, per la quale sono indagati 2 infermieri dell'ospedale civile di Venezia con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ieri sera a Pellestrina in 1000 in marcia nella fiaccolata per chiedere giustizia. Quasi 1000 persone hanno partecipato a Pellestrina alla fiaccolata organizzata in memoria di Bruno Modenese. Il 45enne ricoverato in ospedale e poi morto, ritrovato col viso tumefatto e alcune fratture. Una vera e propria processione aperta dalla croce, simbolo di rinascita, e poi con centinaia tra familiari, amici e cittadini dell'isola. Tra loro a chiedere giustizia anche il fratello e il papà di Bruno. Posso garantire che vogliamo giustizia, non voglio niente, non voglio altro che... Non voglio che sia una cosa monetaria, però voglio giustizia al massimo che sia fatta, voglio chiarezza. Hanno ucciso un angelo, gli hanno tagliate le ali e purtroppo è caduto di testa, come lo dicono loro, che si è fatto male da solo, zigomi.
naso, edema, trauma cranico con quello che è successo, che l'hanno mandato in arresto cardiaco per mezz'ora. In attesa dell'autopsia che sarà eseguita il 5 ottobre sono ancora molte le questioni aperte, le circostanze da chiarire, da stabilire eventuali responsabilità, compito dei magistrati che stanno indagando e che al momento hanno iscritto nel registro degli indagati 2 infermieri, ma potrebbero esserci altre persone. Il Paese si è riunito per dare una prova di solidarietà alla famiglia e per manifestare il disdegno che c'è adesso in questo momento per la verità, che vogliono la verità, e quello che vogliamo è la giustizia, vogliamo che faccia il suo corso e che venga fuori la verità. Chi ha sbagliato deve pagare. La folta partecipazione alla fiaccolata testimonia il sostegno della comunità di Pellestrina, i familiari di Bruno, una vita da pescatore. Situazione carceri. Oggi il sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari, ha incontrato i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria per presentare la nuova circolare sul trasferimento dei detenuti violenti. Da oggi il detenuto violento che aggredisce il personale interno ai nostri istituti penitenziari sarà trasferito subito anche fuori regione. C'era stato chiesto anche dai sindacati, lo abbiamo fatto. Inoltre abbiamo richiesto l'applicazione per tutto il territorio nazionale della circolare sulla media sicurezza. Il detenuto o partecipa a attività trattamentali, altrimenti rimane chiuso in cella. Scoperto all'aeroporto Marco Polo di Tessera un viaggiatore che aveva con sé 100.000 euro in contanti. Aveva dichiarato ai doganieri dell'aeroporto Marco Polo di Tessera di avere con sé 2.000 euro, invece erano ben 150.000 in contanti. Così i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno controllato, in collaborazione con i militari delle Fiamme Gialle, il bagaglio di un cittadino italiano. Grazie al fiuto del cane della Guardia di Finanza, addestrato a riconoscere le banconote, è stato trovato altro denaro nel bagaglio a mano, ovvero la consistente somma di 150.000 euro in contanti, cifra destinata, secondo quanto affermato, all'acquisto di diamanti presso la Fiera dell'Oro a Hong Kong. Così sono stati sequestrati quasi 72.000 euro come garanzia della sanzione che sarà erogata dal Ministero dell'Economia. Inoltre, essendo l'importo rinvenuto superiore a 40.000 euro, il passeggero non ha potuto avvalersi del pagamento immediato di una sanzione ridotta. Dall'inizio dell'anno all'aeroporto Marco Polo sono stati individuati e sanzionati ben 528 viaggiatori che tentavano di trasferire illecitamente valuta senza dichiararla. 361 milioni di euro in più di costi per la Pedemontana Veneta e il PD va all'attacco. La Regione non dia un euro in più per l'opera. Si parla di 361 milioni di euro dovuti ai rincari a causa del ritardi del Covid e a causa della guerra in Ucraina. Ecco, quello che ci viene da dire subito è: se la SIS avesse rispettato il cronoprogramma della terza e ultima convenzione, i lavori sarebbero stati terminati prima e non saremmo entrati in questo periodo negativo. E quindi io credo che da parte della Regione non sia dovuto neanche un euro. Il Partito Democratico del Veneto va all'attacco dopo le ultime stime sui costi della superstrada Pedemontana Veneta in crescita di 361 milioni di euro, portando così a 2 miliardi 880 milioni l'ammontare dell'opera. Nel 2017, esattamente nel marzo del 2017, questa azienda privata ha usufruito da parte dell'amministrazione Zaia, dalla Regione Veneto, di 300 milioni di euro. Zanoni pone poi l'accento sul tema quanto mai dibattuto dei pedaggi. Si era impegnata a dare un'agevolazione, ovvero un'esenzione di pedaggio ai cittadini di ben 70 comuni che si ritrovano nel percorso e nei comuni limitrofi al percorso dei 94 km della superstrada Pedemontana Veneta. Ecco, questa esenzione del pedaggio nel tempo l'ha voluta togliere. In questo quadro io credo che sia veramente improponibile e ricevibile la richiesta di ulteriori 361 milioni di euro. Zaia faccia valere l'interesse pubblico perché, aggiunge Zanoni, da diversi anni evita di applicare le penali per il ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera e inoltre non si fa restituire i 20 milioni di euro di IVA non dovuta. 2 azioni
che è la Corte dei Conti di Venezia a richiedere, mi auguro, conclude Zanoni, che la Regione non dia un euro in più. Vorrei essere ottimista, ma se guardo alla storia recente e a come quella convenzione non è mai stata applicata a favore dei cittadini e dei contribuenti veneti, mi viene da dire che la Regione potrebbe fare delle concessioni che io credo non dovrebbe assolutamente mai fare. Sabato mattina a Campodarsego i funerali di Giovanni Roncato, morto ieri a 81 anni. 50 anni fa aveva fondato l'omonima storica valigeria. Si è spento all'ospedale di Campo San Piero Giovanni Roncato. 81 anni, era il fondatore della valigeria Roncato SPA. Grande il cordoglio a Campodarsego, dove Giovanni, noto come Gianni, era nato e dove ha sede l'azienda nota in tutto il mondo. Era nato a Campodarsego nel 1942 Giovanni Roncato. Qui aveva preso dal padre l'arte della valigeria. Nel 1973, esattamente 50 anni fa, sempre a Campodarsego aveva fondato la sua impresa. Addio un imprenditore visionario, perfetto interprete del Made in Veneto e del Made in Italy nel mondo. Questo il saluto di Luca Zaia, presidente del Veneto. Giovanni Roncato lascia la moglie Loredana, 4 figli e nipoti. I funerali si terranno nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Campodarsego sabato alle ore 10:30. Voltiamo pagina con la singolare iniziativa di un bar trevigiano di Castello di Godego contro i clienti che bestemmiano. Ecco qua, anche noi abbiamo contribuito, una piccola bestemmia. L'improperio ovviamente non ve l'abbiamo fatto sentire, ma l'ammenda sì, a testimonianza del successo che sta riscuotendo l'iniziativa del Bar Sport di Castello di Godego, subito ribattezzato il Bar Antibestemmie. Come sta funzionando in questi giorni? Bene, sì, sono regolate, portano più rispetto. L'idea l'ha avuta la figlia dei gestori al ritorno dalle ferie in Sardegna. Io non bestemmio, però non mi piace neppure lavorare in un ambiente dove si fa uso di bestemmie in modo molto forte. Dito puntato in particolare su un classico delle osterie, il tavolo delle carte, dove basta sbagliare un asso, un re o calare bastoni quando si va a denari per sentire una sequela di blasfemie senza ritegno. Solo per dare un input e far sensibilizzare che comunque non ci sono solo loro al bar, ci siamo noi che lavoriamo e c'è altri clienti che entrano solo per rispetto. Il rispetto è in relazione a quello che pare proprio un peccato originale dei veneti, come ci racconta il signor Daniele, originario dalla Sardegna ma da un quarto di secolo dietro ad un bancone di Marca. I veneti, friulani e toscani, avete questa nomea purtroppo negativa, ma non si fa neanche per cattiveria, è proprio nell'intercalare della lingua veneta che c'è questa. Anche i bambini ogni tanto dicono qualche bestemmia, quindi, ma perché sentono gli adulti e quindi di conseguenza. Parole che devono far riflettere anche se i clienti tendono a sdrammatizzare. Mi sa che molti lo devono evitare perché altrimenti ci lasciano lo stipendio. Ma è vero che lei ha pagato addirittura in anticipo? Sì, mi sono premunito per tempo perché sapevo già che ne tiravo una, allora ho detto metto già l'euro, mi sono messo là fuori e dopo un po' è partita. Siccome prima si diceva che i bestemmiatori sono veneti, friulani e toscani, chi è il primo? Sono proclamatori, non sono bestemmiatori. Comunque il Veneto sempre avanti a tutti comunque. Che la cosa sia però davvero sentita dai veneti lo dimostra il telespettatore che al termine della nostra diretta di mezzogiorno ha cercato il numero del bar per rimarcare al gestore, pensate un po', la scritta sulla maglietta. Uno ha chiamato e ha detto che sto prendendo in giro il Veneto e tutti quanti perché ho questa maglietta e sta scritta qua "You can", che è una bestemmia secondo lui. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si impone su tutta Italia. L'aria decisamente mite che arriva dal nord-ovest dell'Africa determinerà condizioni da fine estate. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di venerdì 29 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, possibili nubi basse e foschie di mattina sulla pianura più interna e in qualche fondovalle. Temperature ancora gradevoli, minime sui 12-19 gradi, massime sui 24-28 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per qualche leggera velatura in quota. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.